Sono Lidia Maltese, amministratore dell'Evolution Belt, un'azienda che nasce nel 2018 dopo aver rilevato la storica azienda Stefano Corsini. Un'azienda di produzione di cinture da uomo e pelletteria, diciamo unica quantomeno in Sicilia. Nel 2018 abbiamo rilevato l'azienda, il marchio e soprattutto la maestranza che ci permette di continuare a produrre e distribuire il nostro prodotto che viene conosciuto attraverso delle fiere come PT Uomo e Mipel e attraverso la distribuzione con agenti e distributori. La collezione è basata su vari tipi di cinture, dalle pelli, dalla pelle, pelli pregiate, gomma e qualsiasi altro materiale che possa interessare la moda del momento. Siamo aiutati chiaramente da macchine automatiche, da laser, sia per la personalizzazione che per il taglio che per il cucito, però mi piace sottolineare che molti articoli sono tutti fatti a mano, quindi c'è una grande artigianalità nella loro produzione. Noi produciamo 2 collezioni all'anno, una per l'estate e l'altra per l'inverno, e lì è possibile vedere appunto quanti passaggi ci siano per una produzione fatta a mano. Abbiamo aderito alla Clean Ocean Foundation con la quale, versando una piccola percentuale degli utili, si aiuta a liberare gli oceani dalla plastica. Per quanto riguarda l'artigianalità dei prodotti, il mio sogno sarebbe quello che questo potesse continuare, che potesse ancora attrarre giovani, chiaramente con la dovuta formazione, per poter continuare questo aspetto in questo tipo di lavoro.